Veneto resta in zona gialla, la decisione del ministro Speranza dopo la cabina di regia con il comitato tecnico scientifico. Passano invece in area arancione le vicine Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna. Intanto domani in vigore la nuova ordinanza regionale, il mercato di Treviso ci sarà ma contingentato e solo con banchi di generi alimentari e prima necessità. Montebelluna invece sospende il mercato maggiore del mercoledì. Ma domani anche lo stop a passeggiate in centro e consumo al bar solo da seduti dalle 15 alle 18. La polizia locale spiega come muoversi, la manetta dei gestori, meglio chiudere tutto, così la città muore. Tra poco meno di una settimana nella Marca 40.000 nuove dosi di vaccino anti-influenzale, l'annuncio del direttore dell'ULSS 2 Benazzi. Martedì intanto il nuovo punto drive-in a Castelfranco. Troppi rischi dalla situazione epidemiologica, rinviate le elezioni provinciali che erano fissate per il prossimo 13 dicembre. La nuova data sarà comunicata a breve, il voto entro il 31 marzo 2021. 64enne di Resana, denunciata dai carabinieri nel campo rom dove vive, trovato il bottino di svariati furti in cantieri e aziende, uno anche risalente a 10 anni fa. Abbandona immondizie nel campo di Roncade ma viene pizzicato dalla polizia locale che lo blocca, il comandante multato con 600 euro. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque in primo piano la tesa decisione arrivata in serata del Ministro della Salute Speranza sulle aree di restrizione per il contagio da Covid, le cosiddette aree colorate. Una decisione maturata dopo la cabina di regia con il comitato tecnico scientifico. Il Veneto dunque resta zona gialla mentre passano in zona arancione le vicine Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna che con il Veneto avevano condiviso l'ordinanza comune in vigore da domani, che a questo punto resterà in vigore solo per il Veneto, visto che la zona arancione per Friuli Venezia Giulia e quindi per Emilia Romagna comporta altre restrizioni più pesanti. Come sapete, le due più importanti sono lo stop tra i comuni per lo stop di passaggio tra i comuni e poi la chiusura totale, diciamo, di bar e ristoranti. Queste sono le due più importanti restrizioni della zona arancione nella quale il Veneto non c'è. In zona arancione anche le Marche, insieme a Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna, passano invece in area rossa le regioni Campania e Toscana. Quindi assieme al Veneto restano in zona gialla Lazio, Molise, la provincia autonoma di Trento e la Sardegna. Dunque questa era la tesa decisione. Peraltro è arrivata la conferma anche di Zaia. Il ministro Speranza, il lancio di agenzia ANSA, mi ha appena comunicato che il Veneto resta zona gialla. Come ho detto, questo non è un gioco a premi, non abbiamo vinto nulla. La battaglia contro il Covid-19 continua, dice Zaia, che poi prosegue. Mi rendo conto, conoscendo le regioni con termini Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia, che stiamo discutendo di algoritmi e calcoli che possono correre sul filo dei millimetri. Penso quindi che noi veneti dobbiamo guardare con attenzione totale a quello che stiamo facendo. Questa nuova collocazione in zona gialla, che pure conferma l'abbassamento importante dell'indice RT e la situazione in generale, aggiunge Zaia, non può peraltro far dimenticare a tutti come abbiamo una pressione importante sugli ospedali. Torneremo dopo a parlare delle parole del governatore oggi alla conferenza stampa della sede della Protezione Civile regionale. Dunque il Veneto resta zona gialla, questa è la notizia importante insomma da ribadire. Vediamo il dato dei contagi dell'azienda Zero in Veneto, 779 nelle ultime ore per un totale di 3.124 positivi in più, comprese anche i dati di questa mattina. In provincia di Treviso vedete 104 nuovi casi positivi, compresi i dati di questa mattina, fanno 575 nuovi positivi in più nella provincia di Treviso, sale a 1956 il numero delle persone ricoverate in totale in Veneto, 230 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Questi i dati nudi e crudi. Dicevamo, fra poco sentiremo le parole di Zaia, prima però allora vediamo alcuni degli effetti dell'ordinanza che abbiamo presentata e annunciata ieri da Zaia. Tra queste c'è anche quella che riguarda i mercati. Allora, come sarà il mercato di Treviso domani? Sarà contingentato però, transennato e anche fortemente ridotto. Sentite. Abbiamo appena fatto una riunione con i rappresentanti sindacali degli operatori mercatali e è stato deciso, per tutelare la salute loro e dell'intera comunità, di limitare il mercato soltanto a generi alimentari. Sarà recintato, contingentato con un'entrata e un'uscita obbligata. Torna al maggio scorso il mercato ambulante di Treviso. L'ordinanza è in sintonia con le disposizioni della Regione in vigore da sabato. Domani quindi non ci saranno bancarelle con vestiario, scarpe, tendaggi o altra mercanzia al di fuori di generi alimentari.
Niente piante o fiori, ma banchi di frutta e verdura, dei formaggi e le friggitorie, tutto transennato nell'unico spazio di piazzale Burchiellati. Accessi contingentati dai volontari del gruppo Alpini di Treviso, con entrata da Porta San Tommaso e uscita a Varco Manzoni. Il ridimensionamento non toccherà invece il mercato dell'Isola della Pescheria né le bancarelle di San Parisio. Qui entrate e uscite e presenze contingentate sono garantite dalla conformazione degli spazi. Garantito anche il mercato di campagna amica al villaggio Gescal, un'ordinanza che vale anche per martedì prossimo, mentre il sindaco spera di non doverla rinnovare per le altre settimane di novembre. Chiediamo un po' di pazienza, ma in questi 10 giorni dobbiamo fare questo piccolo sacrificio anche per quanto riguarda le aree mercatali. Treviso dunque, questa è la situazione. Un altro importante centro della Marca come Montebelluna, qui invece la decisione è quella di sospendere totalmente il mercato maggiore del mercoledì. A firmare l'ordinanza relativa è stato il vice sindaco Ezio Severin, sottolineando che non è possibile gestire con un unico accesso e un'unica uscita l'area ambulante che si distribuisce in diverse piazze cittadine. Il provvedimento dunque sarà in vigore almeno fino al prossimo 22 novembre, quindi sospeso il mercato maggiore del mercoledì, confermato invece il mercato agricolo del sabato di Piazzale 10 Martiri e quello sperimentale del martedì di Busta. Questa è la situazione a Montebelluna. Dicevamo, l'ordinanza che entra in vigore da domani. Ricordiamo, il Veneto resta in zona gialla, quindi con le misure diciamo più morbide rispetto alle altre regioni e dunque stop alle passeggiate in centro, in consumazione al bar solo da sedute dalle 15 alle 18, un veloce vademecum per rinfrescare la memoria nel prossimo servizio. Da domani in Veneto scatta la nuova ordinanza contro gli assembramenti, con alcune importanti novità a partire dagli spostamenti dei cittadini. Le passeggiate in modo particolare dovranno essere fatte solo nei luoghi non affollati, quindi aree verdi, aree rurali. Bisognerà evitare in modo assoluto i centri storici in modo particolare. Un chiarimento però è d'obbligo per chi in centro storico vive. I residenti del centro storico possono comunque muoversi e ovviamente fare anche passeggiate vicino a casa, perché di fatto abitano in quella zona lì. Altra novità riguarda bar e ristoranti. Dalle ore 15 potranno servire esclusivamente le persone che sono sedute ai tavoli. Ulteriore punto da chiarire è quello relativo all'accesso degli over 65 ai supermercati. E le prime 2 ore vengono appunto consigliate agli esercenti di dedicare la vendita agli over 65. Naturalmente gli anziani possono andare nelle ore che meglio preferiscono. Ovviamente il consiglio è sempre di scegliere gli orari quando c'è meno frequenza ai supermercati. Da domani insieme all'ordinanza scatterà anche una intensificazione dei controlli. Domani pomeriggio in centro ci saranno numerosi agenti di polizia locale e come ha preannunciato il sindaco ci sarà anche la protezione civile a collaborare. E un ultimo appello il comandante lo rivolge ai cittadini. Solo i controlli sono indispensabili, ma non saranno sicuramente sufficienti. Quindi un'ordinanza di questo genere ha bisogno proprio della sensibilità e del buon senso, del senso civico dei cittadini. Allora, bar e ristorante le prese con la novità e l'umore nel prossimo servizio a partire dalle parole del presidente di Ascom Confcommercio, Capraro. Non dobbiamo neanche far morire le nostre città. Questa è la risposta del commercio alle nuove restrizioni anticontagio, uno slogan che racconta lo sconforto di una categoria che fa sempre più difficoltà a credere in un futuro. Vuol dire morire noi come imprenditori, come lavoratori, come imprese, perché questo è un periodo, ahimè, troppo lungo perché possa essere superato. Nel frattempo il nuovo giro di vite colpisce soprattutto i bar, che da domani potranno servire al banco fino alle 15, arrivando alla chiusura definitiva delle 18 solo con clienti seduti. Un limite particolarmente penalizzante per chi ha locali piccoli e con poco plateatico. Il servizio al banco è un servizio veloce che tanta gente preferisce. Ovviamente cercheremo di capire anche sul da farsi. I clienti dovranno sedersi e se non ci saranno più posti da sedere calerà sicuramente il guadagno. Nella rassegnazione si cerca di vedere il lato positivo sotto il profilo sanitario. Sicuramente è un modo in più per poter deviare il Covid a attenuare questa malattia che ci sta opprimendo. È un fattore, diciamo, consecutivo del fatto che
la gente non ha rispettato nessuna regola e adesso tutti ne pagano le conseguenze. Ma i gestori sono più preoccupati per quello che accadrà nei prossimi fine settimana. Se la gente non può passeggiare, naturalmente non c'è gente. Secondo me no, non vale più la pena tenere aperto le domeniche, se non fanno arrivare la gente cosa facciamo? L'ordinanza delle passeggiate è un po' anomala, cioè nel senso non si capisce bene se si può passeggiare o non si può passeggiare, perché è come dire non venite in città e quindi è come chiudere tutto per noi. Situazione estrema che a questo punto molti preferirebbero. Diciamo chiudere a metà non ha senso perché alla fine perdi di più. E non è un modo di lavorare, ogni giorno, domani che si fa, cosa ci dicono, cosa dobbiamo fare, a questo punto era meglio chiudere tutti quanti, eravamo tutti allo stesso piano ed era finita. Di fronte però anche a quelle che sono un po' le comprensibili, il disagio dei ristoratori, c'è anche comunque l'appello nuovo appunto del governatore Zaia, l'abbiamo sentito prima anche quando ha avuto la conferma dal ministro Speranza della zona gialla per il Veneto, non è un gioco a premi, bisogna fare squadra perché in poco tempo si può purtroppo raggiungere la zona rossa. Di questo ha parlato oggi ma anche di altro, sentite. Il provvedimento non deve essere una sfida per cercare di trovare, che so, faremo l'happy hour a mezzogiorno perché a mezzogiorno si può stare in piedi piuttosto che posso inventarmi altre soluzioni. È una chiamata di popolo anche a un senso civico e anche di rispetto nei confronti dei pazienti da un lato, ma anche dei tanti nostri operatori che non sono poco in difficoltà negli ospedali. L'ennesimo appello ad un senso di responsabilità, quello che il presidente Zaia rivolge ai veneti per il prossimo fine settimana, tornando sull'ordinanza in vigore da domani. Una serie di misure che puntano a rallentare la corsa del contagio. Rispetto ai tamponi troviamo meno della metà dei positivi che scoprivamo a marzo, sottolinea il presidente, che però evidenzia come si siano quasi raggiunti sul fronte ricoveri in area non critica i numeri registrati nella fase più acuta della prima ondata. Nel frattempo si lavora sul fronte dei controlli a partire dai test rapidi in autosomministrazione. Anche stamattina ho visto e ho provato il fai da te ed è veramente una figata. Se funziona veramente risolviamo un sacco di problemi. Cioè adesso Rigoli lo sta provando in doppio con il molecolare per avere un test, diciamo, per avere un benchmark di controllo. E a proposito di tamponi, in arrivo per i medici di famiglia ulteriori test che vanno ad aggiungersi ai 64.000 già distribuiti dal governo. Ho dato a disposizione che si diano 100.000 tamponi della regione. Su questo fronte sta proseguendo anche il confronto con farmacie e pediatri di libera scelta, mentre per quanto riguarda i veterinari Zaia ha scritto al Ministero per ottenere l'autorizzazione. Pronta poi un'intensificazione in termini di numeri e orari dei Covid Point. Stamattina abbiamo spinto ancora con i direttori per fare delle fasce con aperture dalle 6-7 del mattino per tutta la giornata. Direttori generali ai quali è stato dato mandato di individuare per ogni provincia un Covid hotel come da indicazione del ministro Boccia per curare i positivi con sintomi lievi. Ovviamente in via informale, visto considerato che è un impegno che poi si prenderà il governo, ma almeno di non trovarsi all'ultimo minuto e andare in cerca dell'hotel perché abbiamo i soldi, è meglio trovare l'hotel e dopo farci mandare i soldi. Sul fronte vaccini antinfluenzali in Veneto sono ormai arrivate quasi tutte le dosi acquistate, mentre si sta già oliando la macchina per la distribuzione del vaccino anti-Covid dopo l'annuncio del Ministero che prevede la somministrazione in Italia da fine gennaio. Lo sforzo organizzativo è altissimo perché il piano di vaccinazione va fatto in poco tempo, non è escluso che poi magari la nostra vaccinazione diventi anche un pass. Il Veneto si appresta ad affrontare il primo fine settimana con le nuove misure e a proposito di ordinanza arrivano alcune precisazioni: mascherina sempre indossata al tavolo di bar e ristoranti salvo quando si consuma e ancora parrucchieri e lavanderie aperti nei centri e parchi commerciali. Intanto per ulteriori chiarimenti è possibile scrivere una mail a sala.operativa@regione.veneto.it o chiamare il numero verde 800 990009. A proposito di vaccino antinfluenzale, lo citava Francesca Bozza nel servizio, fra poco meno di una settimana arriveranno nella Marca 40.000 nuove dosi di vaccino antinfluenzale. L'annuncio del direttore Benazzi, che parla anche dell'attesa partenza del nuovo punto drive-in per la Castellana. Dal 21-22 di novembre arriveranno nuovi vaccini, quindi saranno circa 40.000. Saranno distribuiti ai medici di famiglia e quindi i medici di famiglia già dai primi fine novembre, primi dicembre
potranno richiamare tutti i loro assistiti che non hanno ancora ricevuto il vaccino over 65. Questo è l'impegno dell'ULSS 2 nei giorni in cui le scorte del vaccino antinfluenzale scarseggiano anche negli ambulatori dei medici di base. Del resto la corsa al siero è stata massiccia. Tanto che abbiamo vaccinato il 35% in più dell'anno scorso, quindi siamo arrivati intorno al 75% dei vaccinati, che il target una volta era il 60%. Intanto in queste ore lo stesso direttore generale ha comunicato a Prefettura, Camera di Commercio, sindacati il protocollo stilato per la gestione del contagio in azienda. Questo il punto più saliente. A fini dell'isolamento, mi interessa dirlo, dopo passati quindi 10 giorni come del DPCM, la persona che deve rientrare in lavoro dovrà fare il tampone molecolare. E a proposito di tamponi, apre martedì il secondo drive-in dell'area castellana. Dopo quello di Altivole, spesso congestionato, sarà nel parcheggio davanti alla discoteca Melody dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 14. Con l'aiuto dell'esercito, che ringrazio, quindi dei militari che vengono anche loro a far tamponi insieme ai nostri. Se servirà aumentare l'orario, come abbiamo già fatto in altri Covid, poi lo aumenteremo. Una mattinata di proteste oggi in piazza, in strada. La prima riguarda proprio la sanità, sicurezza e contratti, nuove assunzioni e stabilizzazione dei precari. Stamani davanti al Cafoncello di Treviso è andato in scena il sit-in unitario dei sindacati, anche in vista dell'incontro in programma per lunedì con la direzione generale dell'ULSS 2 Marca Trevigiana. I sindacati trevigiani chiedono interventi straordinari a tutti i livelli istituzionali. Innanzitutto sul fronte del personale, dice Marta Casarin della CGIL Funzione Pubblica, mancano 200 infermieri e 120 operatori sociosanitari. Numeri che però il direttore generale Benazzi contesta in parte e ridimensiona. Dice l'ULSS 2, nel corso del 2020 sono stati assunti 274 nuovi infermieri e 247 operatori sociosanitari. Andremo a chiedere 100 profili ad azienda zero che andrà a selezionarli nel mese di dicembre. Questa è la risposta a stretto giro di posta di Benazzi. Ma dicevamo, non solo questo sit-in, un altro invece riguardante un settore importante, cruciale per le sanificazioni da Covid, quello del personale delle pulizie e dei cosiddetti multiservizi. Noi ci siamo negli ospedali, siamo nelle case di cure, siamo nelle caserme, siamo dappertutto. Cosa sarebbe un mondo senza di noi? Cioè, noi serviamo, siamo invisibili, ma noi ci siamo. La CISL ha scelto il Palazzo delle Poste, la CGIL quello della Prefettura, due sit-in diversi per un unico obiettivo: parlare di quegli 8.000 lavoratori che solo nella Marca operano nelle pulizie e nel variegato settore dei multiservizi. Sono lavoratori che abbiamo considerato indispensabili nei mesi di marzo e aprile e che abbiamo applaudito dalle finestre, e ora chiediamo che abbiano adeguate tutele e risposte, soprattutto sui loro salari, perché lo stipendio e i salari sono bloccati da ben 7 anni. Paghe orarie ferme al palo di fronte a carichi di lavoro aumentati esponenzialmente proprio con il Covid e le esigenze di sanificazione. Le imprese e le cooperative stanno aumentando i loro fatturati, le committenze chiedono sempre di più, ci stanno guadagnando perché spendono meno, pretendendo di più dai lavoratori e dalle lavoratrici. Mediamente un lavoratore del settore prende 5 euro all'ora netti. Difficilissimo tirare avanti con 5 euro, anche perché ci danno poche ore, abbiamo dei contratti sciocchi, vogliono sempre abbassare il tempo e non è possibile. Per di più dei part-time, a volte minimi, per anche meno di 2 ore al giorno, è proprio uno schifo, mi dispiace dirlo, ma non si può vivere così. Gli effetti del coronavirus e della situazione epidemiologica in evoluzione. Vista questa situazione, preso atto delle normative approvate in Senato e della nota dell'UPI nazionale, la provincia di Treviso ha rinviato con decreto le prossime elezioni del Presidente del Consiglio provinciale, che erano fissate per il 13 dicembre 2020. La nuova data sarà comunicata a breve. In ogni caso le elezioni dovranno svolgersi entro il 31 marzo del 2021. Le elezioni provinciali, lo ricordiamo, sono elezioni di secondo livello e quindi a votare sono sindaci e consiglieri comunali dei 94 comuni della Marca Trevigiana. Dunque rinviate dalla data del 13 dicembre a data da destinarsi entro comunque il marzo 2021. Pochi istanti di pubblicità e di nuovo in diretta. Rieccoci in studio in diretta, il telegiornale di Treviso. Abbiamo visto nella prima parte del telegiornale i disagi, dei gestori di bar e ristoranti, le prese con
la nuova ordinanza, insomma, con le difficoltà di questo periodo. Poi però c'è anche una buona notizia sul fronte commercio, o comunque sul fronte appunto dei negozi in centro a Treviso, perché l'amministrazione ha stanziato 114.000 euro per permettere l'apertura di 12 nuove attività grazie al bando Rilancio Treviso 2020. In un periodo attraversato da chiusure, anche qualche serranda verrà aperta. Saranno infatti 12 nuovi negozi aperti a Treviso grazie al bando Rilancio Treviso del 2020, voluto dall'amministrazione per sostenere l'avvio di nuove attività produttive nei locali sfitti da almeno 3 mesi. Con questa tornata del bando e con quello che noi stiamo oggi lanciando nuovamente, siamo a quasi 300.000 euro investiti, a 20 attività da noi finanziate a fondo perduto, unitamente naturalmente a tutti gli altri partner nel distretto per quanto riguarda la consulenza, l'aiuto fiscale e la crescita dell'impresa. 114.000 euro stanziati a fondo perduto per la riqualificazione degli immobili sfitti e il rilancio del commercio in centro storico, dal panettiere al fotografo ai servizi infermieristici al confezionamento di abiti da sposa, attività che daranno un segnale di rinascita al territorio e verranno sostenute anche grazie a benefit successivi all'apertura. Il denaro pubblico deve essere investito, quindi deve essere speso con criterio, deve essere speso con quegli strumenti che ne garantiscano il successo e la redditività. Ecco, questo bando nell'analisi iniziale, nel conferimento del denaro e nell'accompagnamento successivo fa proprio sì che l'investimento del Comune sia tale. L'obiettivo dell'amministrazione è quello di rendere il bando strutturale, rinnovandolo di anno in anno. Da un via libera a uno stop è quello della Corte Costituzionale che ha bocciato la legge regionale sui controlli di vicinato, ma i sindaci dicono noi andiamo avanti. L'obiettivo era semplice, ovvero promuovere e regolare il cosiddetto controllo di vicinato, anche istituendo una banca dati per il monitoraggio dei risultati. Troppo per la Corte Costituzionale, che ha bocciato la legge regionale 34 del 2019 che voleva regolare il fenomeno. Per la consulta la Regione non ha competenze in materia, sicurezza primaria e ordine pubblico spettano esclusivamente al governo. Questa è la tesi giuridica che però accende la battaglia politica con l'assessore regionale alla sicurezza Cristiano Corazzari, che parla di una sentenza opposta alla leale collaborazione tra livelli di governo, un passo indietro sulla strada dell'autonomia. Di certo il controllo di vicinato è già realtà in tantissimi comuni del Veneto di ogni colore politico, dove è regolata da accordi specifici con le prefetture. Nella Marca si sta rinnovando addirittura il contratto, come ricorda il sindaco di Preganziol, quota centrosinistra. Insomma, i sindaci vanno avanti. Noi andiamo avanti non per andare contro la consulta, ma perché la consulta si pronuncia senza interferire su quello che è lo sviluppo degli accordi territoriali che già ci sono. Quindi i protocolli sottoscritti fra i comuni e la prefettura e l'attività delle associazioni e dei coordinatori sul territorio continua senza nessuna ricaduta negativa. E a Preganziol sono circa 400 i cittadini coinvolti, 9 i coordinatori di zona, l'ultimo episodio nelle ore scorse. L'ultima volta proprio ieri sera, quando c'è stato un tentativo di intrusione nel giardino, non ancora nell'abitazione di un'abitazione appunto a Borgofiorito, e è subito scattato l'avviso perché i coordinatori sono stati avvisati e poi da lì tutte le chat sono state allertate con i vari messaggi che sono passati. A proposito della sicurezza, il blitz importante dei carabinieri a Resana. Mettevano a segno colpi in aziende del Padovano e del Vicentino, ma non solo. L'ultimo furto è stato quello che ha segnato la fine della loro attività criminale. Una macchina è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza nei pressi del luogo dell'ultimo colpo a Cadoneghe ai danni di un artigiano. Immediate le indagini da parte dei carabinieri. La vettura è risultata essere quella che girava in un campo nomade a Resana. Il blitz degli uomini dell'arma nelle ore scorse all'interno della proprietà di una donna di 64 anni ha permesso di trovare numerosa refurtiva. All'interno di questo terreno, in uso alla donna ed alcuni familiari, è stato trovato un ingente quantitativo di attrezzi edili e materiale elettrico. Materiale che era stato rubato a Padova e Vicenza. Questa refurtiva è stata ricondotta a 3 furti in particolare, commessi il primo già 10 anni fa, nel febbraio 2010, in provincia di Vicenza, a Caldogno in particolare, ed altri furti più recenti, fino a ottobre scorso,
a Gran Torto, in provincia di Padova, e come dicevo l'ultimo di qualche giorno fa a Cadoneghe. La 64enne pregiudicata è stata deferita in stato di libertà per ricettazione. La refurtiva del valore complessivo di 15.000 euro circa non assicurato è stata sequestrata in attesa della restituzione ai legittimi proprietari. Intanto continuano le indagini per identificare i complici della donna e autori dei furti e accertare se possano essere coinvolti in altri colpi messi a segno nel Veneto. Un'altra piaga non è solo quella della sicurezza, ma anche quella degli ecovandali. Sperava di farla franca abbandonando i rifiuti alle prime luci dell'alba vicino a un campo a Musestre, ma i suoi movimenti non sono passati inosservati. Un uomo residente a Roncade è stato scoperto e poi multato. Sono stati i vigili a intervenire dopo la segnalazione di un cittadino e a pizzicare l'ecovandalo mentre stava gettando sacchi pieni di spazzatura nelle campagne di via Tre Ponti. Nei suoi confronti è stata elevata la sanzione di 600 euro. Come ogni venerdì vediamo come sarà il tempo in questo weekend e anche nell'inizio della prossima settimana con il generale Giancarlo Iannicelli. Permane sulle nostre zone un campo di alte pressioni, è un'alta pressione che va esaurendosi, però è ancora attiva, quindi garantisce tempo stabile, anche se il rovescio poi sono le nebbie, le foschie che interessano la pianura. C'è da dire però che le nostre zone, grazie a una ventilazione residua, sono state abbastanza esenti dalle nebbie forti, però questo è un problema, è un fenomeno che sarà evidente anche nei prossimi giorni. Quindi abbiamo detto alta pressione, sistemi perturbati lontani, quindi cielo in prevalenza in teoria sereno, ma poi abbiamo questa foschia densa, questa stratificazione, queste nubi stratificate che in parte coprono il cielo, e così sarà sia sabato che domenica, quindi cielo in parte invisibile, cielo grigio, poi però il sole magari nelle ore centrali riesce a avere la meglio e a così rompere questo strato e farsi vedere, quindi anche dei rasserenamenti veri, effettivi, visibili. Un peggioramento ma non così intenso tra domenica notte e lunedì, passa qualcosa sulle Alpi, ma ripeto qualcosa veramente di insignificante che si farà sentire anche lunedì, quindi lunedì è la giornata forse più critica della prossima settimana, con possibilità di qualche brevissima precipitazione, proprio è umidità che precipita veramente al suolo, e poi ancora diversi giorni, quasi tutta la settimana, all'insegna di un tempo grigio, però con quasi assenza, anzi totale assenza di piogge. I venti intanto per questo fine settimana, ma anche per la prossima settimana, saranno molto deboli, di direzione variabile. Le temperature ancora 10-11 gradi le minime per i prossimi 2 giorni, le massime 15-16 gradi. Poi da lunedì e martedì, le minime calano e si portano intorno ai 5 gradi, si comincia a far sentire il freddo, e le massime calano anch'esse a 11, 12, 13 gradi. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico è previsto quasi calmo, poco mosso. È tutto. Le notizie dal Bellunese adesso. E dunque il primo piano ovviamente gli effetti dell'ordinanza che parte, scatta da mezzanotte, non solo controlli al tappeto in città in tutta la provincia con dispositivi che partiranno appunto dalla mezzanotte, ma anche lo stop al mercato settimanale di Belluno. Responsabilità e rispetto delle regole, il senso dell'appello al senso civico dei singoli uscito dal Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica che ha esaminato la nuova ordinanza anti-assembramenti firmata ieri dal Presidente Zaia. Il giro di vite ci sarà per tutti, a partire dai controlli che si annunciano a tappeto. Si cercherà di tenere sotto controllo la situazione, non sarà sempre semplice controllare, ma l'indicazione è molto chiara da parte della Regione, così come da parte dello Stato. Dobbiamo assolutamente intervenire sui nostri comportamenti, la situazione è grave, sta andando tutto abbastanza male, quindi dobbiamo assolutamente raddrizzare il timone se non vogliamo trovarci confinati prossimamente. L'ordinanza regionale avrà effetto a partire da domani. Sabato 14 novembre non sarà possibile aprire i mercati, nessun tipo di mercato nella città di Belluno, tuttavia lunedì vedremo di portare in giunta un nuovo provvedimento, un nuovo piano come ci richiede la Regione, proprio per consentire nei giorni successivi a tutte queste attività di poter riaprire. Proviamo a salvare il Natale, adesso mai più, scrive il Presidente della Provincia Roberto Padrin. Dalla riunione convocata dal Prefetto con le categorie economiche si è convenuto sulla necessità di intensificare i controlli per il prossimo fine settimana, anche alla luce dei dati aggiornati del contagio
contagio in provincia che impongono di abbassare la pressione che grava sul sistema sanitario bellunese. Dall'Ascom la richiesta di sanzionare chi non rispetta le norme. Quando non c'è buon senso non ci sono scuse che tengano, afferma il presidente Paolo Doglioni. Fortunatamente i ristori e le attività penalizzate dalla chiusura anticipata, bar e ristoranti, sono già arrivati. Le cifre non sono quelle che si aspettavano i titolari, ma sono comunque il doppio rispetto a quanto percepito durante il lockdown in primavera. Resta da capire invece cosa ne sarà della stagione invernale. Gli operatori del settore hanno redatto la bozza di protocollo da sottoporre al Comitato Tecnico Scientifico per l'approvazione. È una corsa contro il tempo, anche se restano molti interrogativi sulle misure che dovranno essere adottate per trascorrere una giornata sulla neve. E poi c'è il fronte sanitario, il punto con il direttore generale dell'ULSS Dolomiti Adriano Rasi Caldogno che dice e avverte: siamo in fascia 4 sulle 5 previste dalla Regione. L'impennata dei casi positivi è diffusa, nessuna area del Bellunese può essere definita zona franca, il Covid-19 si sta diffondendo e le conseguenze si vedono tutte nelle terapie subintensive delle pneumologie di Belluno e Feltre, nella medicina, geriatria e malattie infettive dell'ospedale del capoluogo. Il carico, è diventato da questa mattina ulteriormente più importante e abbiamo ormai sia le subintensive che gli ospedali di comunità sono ormai in quarta fascia su 5. Tutte le strutture ospedaliere, compresi gli ospedali di comunità, sono sotto pressione e il personale è sottoposto a un impegno significativo. Tutto questo ha comportato, sulla base di indicazioni di tipo generale che sono state impartite dalla Regione, un forte ridimensionamento di tutta l'attività di visite ambulatoriali che adesso sono riservate esclusivamente alle situazioni urgenti. Una situazione che genera disagio, ammette Rasi Caldogno, tuttavia è necessario avere la consapevolezza che siamo entrati in una fase critica e impegnativa per tutto il sistema sanitario. A maggior ragione oggi è quanto mai fondamentale che ognuno adotti tutte le misure di protezione individuale ben note per ridurre le occasioni di contagio, fintanto che non arriverà da un lato una terapia consolidata, dall'altro il vaccino, probabilità al momento ancora lontana. La parola chiave sia consapevolezza e responsabilità. Questa pandemia non ha precedenti come proporzioni, almeno nell'ultimo secolo, e la possibilità, di contenere il più possibile il contagio passa attraverso soprattutto questi comportamenti, individuali. È tutto, vi lascio al meteo, vi ricordo domani come sempre dalle 12 la nostra edizione straordinaria, alle 12.30 ci sarà il punto stampa del governatore Zaia. Il meteo, arrivederci. Il cuore vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Bentrovati al meteo. Cala la pressione atmosferica, tuttavia sabato 14 novembre il tempo sarà ancora stabile. Vediamo insieme che giornata sarà. Sul Veneto il cielo sarà piuttosto grigio, la nostra grafica ci mostra che la nuvolosità più compatta, mista anche a qualche nebbia, la troveremo sulle pianure e nei fondovalle. In montagna durante le ore centrali non si escludono anche temporanee schiarite. Vediamo anche le temperature minime fino a 8 gradi, valori massimi invece tra 11 e 14 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, molte nubi ovunque anche qui con cielo coperto. Sui rilievi invece saranno possibili delle parentesi anche più soleggiate. Temperature minime tra 5 e 9 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, anche qui la situazione però sarà un po' diversa, il sole sarà più presente, solo con qualche locale addensamento ma del tutto innocuo. Temperature minime sui 2-5 gradi, massime sui 13 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Il talento è scintilla, il genio, fiamma.